e poi racconta una volta per parlare con una persona, avevi bisogno della persona, andavi sotto casa, suonavo campanelle e aspettava, se non c'è stava tornavi domani. Mo invece tenimmo un sanere in da sacca, telefono, messaggi, fotografie, video, eppure certe volte siamo rimasti più lontani prima. Ma sceta mattina e prima ro caffè, già tengo telefonino appiccicato vicino a me. Guarda i messaggi, guarda chi mi ha scritto, guardo tempi e fotografie e non ha già ancora detto buongiorno a chi sta acca. La moglie parla a tavola, o marito guarda il display, o figlio ride con TikTok e non si sa manco perché. O telefonina moderna, te non rinda mano, ti fa parlare con chi sta lontano, ma ti fa scordare chi sta vicino. O telefonina moderna, sono notte e sono giorno, ma se non guardammo più in dall'occhio, che ce ne facciamo tutto sto mondo. Una volta il telefono stava in due corridoi, uno solo per tutta la famiglia, e quando suonava correvano tutte quante. Chi è? È per me? No, è per mamma. E si teneva innamorata, parlava piano piano, perché in da casa sentivano pure il muro. Ma invece ognuno tiene un telefono personale, ma per dire come stai pare a diventare difficile assai. Mille amici in da lista, mille cuoricini blu, ma quando viene un problema chi ti viene a trovare? Fotografie, ro pranzo, ro mare, ro caffè, facciamo vedere tutta la vita, pure a chi non sa niente di te. O telefonina moderna, te non rinda mano, fa parlare con chi sta lontano, ma ti fa scordare chi sta vicino. O telefonina moderna, sono notte e sono giorno, ma se non guardammo più in dall'occhio, che ce ne facciamo tutto sto mondo. E poi c'è sto gruppo da famiglia. Buongiorno! Buon lunedì! Buon martedì! Buon mercoledì! Fiori, caffè, angioletti, e se per mezz'ora non risponde, ma ci stai, tutto a posto. Ha già picciate solo telefono! Ci sta chi cammina per strada senza guardare dove va, chi attraversa col telefono e la macchina da aspettare, chi fotografa pizza prima ancora sa mangiare, perché se non la mette in coppa internet pare che non l'ha mangiata già. E un nipote dice: nonna, mandami un vocale. E la nonna risponde: vocale. Vieni qua vicino a me e ti parlo quanto vuoi tu, però non è colpa del telefono, issa fa quella che vuoi tu. Ti porta la voce in un figlio lontano, ti fa vedere che non sta più qua, ti conserva fotografie, ricordi di tutta la vita. È bello il progresso, basta solo non ci scorda che una carezza vera non si manna con WhatsApp. O telefonina moderna, te non rinda mano, mo calore una persona non si trova rinda uno schermo. O telefonina moderna, usammo buona sto regalo, ma ogni tanto appoggiamolo in coppa tavola e guardammo chi teniamo a fianco. O telefono è una cosa bella,
ci fa per un mondo, ci fa sentire vicino pure quando si è lontana. Ma ricordatevi una cosa, quando tenete vicino una persona che vi va bene, non ci sta bisogno né wifi, né password, né batterie. Basta guardarli in dall'occhio e magari per 5 minuti stu telefonino